Va ora in onda Potere al Popolo. Di nuovo il buongiorno, buon mattino da Sammy Varin. Lo aspettavate il collegamento con il Qui Parlamento? Qui Parlamento. Perché è con noi il senatore della Lega Alberto Bagnai. In arrivo, mi dicono. In arrivo, perché la linea è caduta, come ben sapete, dal Senato, dalla Camera. Molto spesso il campo è svolazzante. Alberto Bagnai, senatore chiaramente della Lega e responsabile economico, e con lui parleremo delle comunicazioni della Premier Meloni, perché Bagnai, seguitissimo sui social, dovete cercare Alberto Bagnai su Facebook, ad esempio. Bagnai ha risposto alle comunicazioni della Premier questa settimana facendo interessanti annotazioni. Lo abbiamo in linea intanto. Buongiorno Alberto. Buongiorno, come state? Grazie. Grazie per l'invito. Grazie, sempre un piacere, spero che tu stia bene. Dicevo, le annotazioni che hai fatto rispondendo al discorso della Meloni, hai parlato anche di Europa, di confini, di allargamento, di stati membri, ma poi sulla verità hai parlato anche di difesa, tutte argomentazioni molto sentite soprattutto dai nostri ascoltatori, per cui ti chiedo Alberto di partire da dove preferisci con queste annotazioni che hai fatto e che sono effettivamente ben accolte dai nostri ascoltatori, che cercano anche questo tipo di informazione non sempre scontata anche sui media più importanti. Bagnai. Allora, io parto da un presupposto che è questo. Io sulla verità non ho parlato, mi hanno fatto parlare, io parto dal presupposto che non esistono giornalisti amici, esistono persone che fanno un lavoro e che nel farlo qualche volta, per creare un po' di hype, devono riportare in modo non esattamente scrupoloso quello che uno ha detto. E questo è interessante perché oggi La Verità poi intervista Conte addirittura, e infatti tutti abbiamo alzato il sopracciglio e detto: ma cosa sta succedendo? Ma chiudiamo subito la parentesi. Allora no, se volete partiamo dalla fine, da quello che mi è stato fatto dire, poi se volete vi dico quello che ho detto. Allora, mi è stato fatto dire che l'obiettivo del 5% è insostenibile tout court, frase che non ho mai detto. Quello che ho detto per rispondere a una certa propaganda di sinistra che sta seminando il terrore con questa idea che domani chiuderemo gli ospedali e nel cortile dell'asilo infantile troveremo parcheggiato un carro armato Leopard, cioè che questi 100 miliardi, 200 miliardi vengano messi in legge di bilancio per il 2026, voglio dire, questa è chiaramente una scemenza. In questo momento bisogna fare un ragionamento sulla difesa, e una difesa che sia del nostro paese, a partire dalla difesa del nostro paese e quindi a partire da quelle che sono le nostre esigenze, in particolare di difendere il fronte sud, il fronte meridionale, che è quello dal quale stiamo subendo una effettiva invasione che tutti conosciamo, anche perché un nostro ministro per tentare di contrastarla ha subito un processo, come ricorderete. Ma l'obiettivo del 5% è un obiettivo di medio periodo, in teoria dovrebbe essere raggiunto fra 5 anni, con una fase di verifica intermedia del 2029, qualche cosa di molto graduale, e la mia osservazione era che in questo momento in cui il prezzo degli armamenti è triplicato, abbiamo una crisi dell'energia, abbiamo una crisi delle materie prime, il discorso va impostato, anche perché, voglio essere chiaro, se con una bacchetta magica qualcuno ci desse 100 miliardi da spendere in ipotetiche armi, poi bisogna capire anche quali e per fare che cosa, in questo momento le armi non ci sarebbero, banalmente perché noi per tanti anni non abbiamo investito in questi settori industriali, abbiamo bisogno di potenziare delle filiere, a partire da quella banalmente dell'acciaio, tanto per dirne una e per fare un caso. Quindi questo è quello che ho detto, non è in questo momento questo obiettivo sarebbe insostenibile. Nel lungo periodo è un traguardo sul quale bisogna riflettere, è un traguardo di medio periodo, di lungo periodo, l'esigenza della difesa esiste, bisogna capire però come farla e come finanziarla. Per esempio, gli eurobond non sono un buon
un buono strumento. Perché non sono un buono strumento? Perché abbiamo visto come è finita col PNRR, ci avevano detto che sarebbero stati soldi gratis, questo ci hanno detto i grillini, questo ci ha detto Conte, e adesso invece ci dicono che dovremo avere nuove tasse per pagare gli interessi sui prestiti che la UE ha contratto, sul debito comune che la UE ha contratto. Quindi alla fine degli Eurobond, e chiudo per vostre domande o considerazioni, c'è una cosa molto semplice: lo scippo di potere impositivo agli stati per conferirlo all'Unione Europea, cioè si va contro 4 secoli, diciamo, di emancipazione politica dell'Occidente, si va contro il principio no taxation without representation. La Lega è per dare più poteri ai cittadini, per avvicinare le decisioni ai cittadini. Tutto quello che le allontana dai cittadini, come il debito comune, ci vede contrari. E noi naturalmente abbiamo anche il bello di essere una radio, avere un numero con gli ascoltatori che ti tempestano di messaggi. Il numero è 340-6709-659 e qualcuno subito ci scrive chiedendo un tuo parere, un tuo sunto, come sai fare tu di quello che è stato il vertice NATO, il Consiglio europeo. Oggi poi sui quotidiani abbiamo letto che c'è un certo astio da parte del Partito Democratico verso la von der Leyen. Cosa sta succedendo? Cosa sta cambiando? Cambia forse la politica europea o sono quei falsi allarmi per cui a un certo punto uno fa bene a non guardare neanche il telegiornale, a non leggere i giornali se non il titolo? Bagnai. Allora, rapidamente, purtroppo bisogna considerare sempre con estrema cautela quello che viene detto dai giornali. Per esempio, questa frattura all'interno della maggioranza tale per cui noi avremmo così creato, contraddetto, vale quello che ho detto in aula: noi sosteniamo la linea del governo con alcune cautele. Le cautele sono sempre quelle di evitare che venga ceduta sovranità ulteriore a Bruxelles, e come dicevo, siccome dopo il debito comune ci sono le tasse comuni, cioè le imposte verrebbero tutte decise lassù senza conoscere i nostri territori, le nostre esigenze. Voglio evidenziare un'altra cosa che ho detto in aula, che è questa: l'allargamento dell'Unione Europea ci preoccupa perché, siccome renderà oggettivamente più difficile decidere all'unanimità, potrebbe essere il grimaldello per avanzare l'idea che le decisioni vengano prese a maggioranza. Quello non sarebbe un rosicchiamento di sovranità, sarebbe la cancellazione della sovranità, perché qualsiasi decisione presa da un Parlamento nazionale potrebbe essere sovrascritta nelle sedi europee da, come dire, manipoli di paesi che magari vengono aggregati, poniamo, dalla Germania, e che, avendo degli interessi contrari ai nostri, ovviamente cancellerebbero le decisioni prese da noi. Questo è il punto. E qui naturalmente ci fermiamo per questioni di tempo, ma noi Bagnai lo vorremmo per un'intera mattinata. Prima o poi, Alberto, dobbiamo metterci d'accordo. Sospendiamo le trasmissioni, facciamo un filo diretto. In cui non sono, ma lo faccio volentieri, basta che non sia, diciamo, al bordo di una strada statale, calcinato dal sole, con i tir che mi passano accanto e 7 telefonate sotto. E grandissimo. Io, se posso farlo da una poltrona, lo faccio molto volentieri. Grandissimo. Anche 12 ore, anche col microfono aperto con gli ascoltatori, perché è molto importante poter capire le loro esigenze, le loro preoccupazioni e anche rispondere alle loro lecite domande. Io non so se ci sono riuscito in così poco tempo, ma sono a totale disposizione. Oggi è una giornata un po' particolare, ma applausi al deputato chiaramente, non senatore, come ho detto prima, sbagliando, Alberto Bagnai. Alberto, grazie davvero per il tuo lavoro e ti salutano i nostri ascoltatori. Alla prossima, ciao. Ciao. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Veramente, sempre apprezzatissimo Alberto Bagnai. Vi dicevo, seguitelo su Facebook, perché effettivamente è molto attivo e soprattutto i suoi discorsi, ragazzi miei, si stagliano da quella che è una certa politica dominante, un certo pensiero comune. 11:15 ancora il buongiorno, li state vedendo in radiovisione i prossimi ospiti. Sono contento di averlo nuovamente con noi, collega giornalista Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi e per portarmi sempre interessanti ospiti. Oggi abbiamo un bioeticista e chiaramente partiamo da zero spiegando cos'è la bioetica, perché è un qualcosa di molto importante, più importante di quanto possiate immaginare in questo periodo. Abbiamo con noi il professor Aldo Rocco Vitale. Ben trovato. Abbiamo un microfonino mutato. Buongiorno. Eccolo qua. Grazie Aldo Rocco per essere con noi. Quindi Giuseppe ti do volentieri la linea perché l'argomento, ascoltatori, veramente è più importante di quanto possiate pensare. Brienza, a te. Il bioeticista Aldo Rocco Vitale, diciamo che è docente di filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma ed è anche componente della Commissione Intese con le confessioni religiose e libertà religiosa che è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha all'attivo 7 monografie, cioè libri tematici di diritto e più di 50 pubblicazioni scientifiche. È socio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani ed è segretario della sezione di Catania Sergio Cotta, che è un grande giurista cattolico, è stato, chiedo scusa, e fa parte anche del centro studi Rosario Livatino, magistrato beato, insomma, della Chiesa Cattolica, ed è anche componente della Società Italiana di Filosofia del Diritto. Allora, professor Vitale, cominciamo dalla fecondazione artificiale che chiamano PMA, pure in modo tale che da un po' da dissimulare la realtà di questo procedimento artificiale. Comunque, nel 2004, come i nostri ascoltatori sanno, è stata varata in Italia la legge 40, norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Vorrei con lei dire, insomma, brevemente un problema aperto, perché oggi parliamo di fatti e misfatti della bioetica in Italia, no? Il problema dell'articolo 14 di questa legge, cioè il divieto di crioconservazione e soppressione degli embrioni. Crioconservazione vuol dire congelamento. E quindi bisogna ancora oggi dire che non si possono congelare gli esseri umani e tantomeno si possono sopprimere. Allora, in tale articolo era previsto che per fini di procreazione artificiale o fecondazione non dovevano essere prodotti questi embrioni in un numero superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto. Comunque non dovessero essere superiori a 3. Perché? Perché più se ne producono, drammaticamente usiamo questo termine per gli esseri umani, e più è facile che li congelano. E quindi ci spiega in parole semplici di che cosa stiamo parlando e perché, come diceva Sammy, questo ci deve riguardare tutti. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio lei, ringrazio Radio Libertà per avermi ospitato oggi. Senz'altro sono tematiche molto complesse, come ricordava prima il suo collega. La bioetica ci riguarda tutti perché ha a che fare con le nostre vite fin da prima che noi nasciamo, sostanzialmente grazie alle nuove tecnologie di cui noi ormai disponiamo e anche fino alla morte. La bioetica ormai, diciamo, ha colonizzato quasi ogni aspetto della nostra esistenza. E questa è la sua bellezza, ma anche la sua complessità, anche perché mette insieme diverse prospettive, quelle mediche, quelle biologiche, quelle etiche, quelle antropologiche, quelle filosofiche, quelle giuridiche, e quindi ecco la sua complessità. Per venire alla domanda da lei posta, sì,
Nel 2004 è stata approvata la legge 40 disciplinante le tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma possiamo dire ormai dopo più di 20 anni che sostanzialmente quell'impianto normativo che era stato licenziato dal legislatore e che aveva passato le forche caudine di un referendum abrogativo, uscendone indenne sostanzialmente, ebbene quell'impianto normativo dopo 20 anni sostanzialmente non esiste più. Perché? Perché sono state numerosissime le sentenze che hanno riscritto e rimodulato la disciplina della procreazione medicalmente assistita, sentenze non soltanto dei tribunali di merito, ma anche e soprattutto della Corte Costituzionale. Il divieto, quindi, che era stato saggiamente contemplato dall'articolo 14, che lei indicava poc'anzi, è stato abbattuto, è stato cancellato sostanzialmente dalla Corte Costituzionale con la sentenza 151 del 2009, in cui la Corte Costituzionale aveva detto che questo numero massimo di 3 embrioni che si potevano produrre rappresentava una lesione del diritto alla salute riproduttiva della coppia che decideva di accedere alle tecniche di procreazione assistita, e quindi la Corte Costituzionale nel 2009 cancella questo limite di 3 embrioni, nonostante fossero già numerosissimi all'epoca gli studi scientifici pubblicati in tutto il mondo che consigliavano la limitazione della produzione degli embrioni per vari motivi, sia in ragioni della dimensione morale e giuridica dell'embrione umano, che non è una cosa qualunque come una penna, un computer o un telefono. Essendo materiale biologico umano, ha una dignità diversa, e quindi c'erano queste ragioni, ma soprattutto c'erano ragioni di carattere medico, perché non è detto che impiantare più embrioni dia maggiori garanzie di avvio della gravidanza, e comunque si sa, la letteratura medica e scientifica è amplissima su questo punto, si sa che più embrioni si trasferiscono, più sono le probabilità di dare avvio a una gravidanza gemellare, quindi una gravidanza più complicata da gestire. La crioconservazione degli embrioni perché c'è? Perché c'è stata questa sovrapproduzione di questi embrioni, soprattutto dopo che è caduto il divieto cancellato dalla Corte Costituzionale, e quindi secondo la relazione ministeriale del Ministero della Salute del 2024 sui dati della procreazione assistita del 2022, noi sappiamo oggi che soltanto in Italia ci sono circa 90.000, poco più di 90.000 embrioni crioconservati, di cui circa 2/3, circa 60.000, sono di fatto utilizzabili, e questo ci pone tutta una serie di interrogativi etici e giuridici: che cosa farne, chi ne può disporre, come, se si possono adottare o meno, se si possono, molti di questi tra l'altro sono in stato di abbandono, cioè nessuno mai li rivendicherà come propri. Questo è un altro problema della bioetica legata agli embrioni. Gli embrioni possono essere rivendicati come propri da parte della coppia o di altri? Ecco, quindi si pongono tutta una serie di interrogativi, posto che gli embrioni non sono delle semplici cose, quindi io non posso esercitare un diritto di proprietà come facciamo noi per esempio sui nostri telefonini o sui nostri computer, proprio perché sono esseri umani diciamo nella fase iniziale della loro vita. Ecco, quindi si pongono tutta una serie di problematiche a cui bisogna dare una risposta, posto che la legge 40 del 2004 ormai è stata sostanzialmente smantellata dalle pronunce della giurisprudenza, e quindi sarebbe probabilmente più accorto e più prudente che il legislatore tornasse a occuparsi di queste tematiche e andasse a cesellare una nuova normativa intorno a questi problemi che nel 2004 ancora non esistevano, ma che dopo 20 anni invece si stanno drammaticamente riproponendo. Ecco, professore, curioso che le pressioni giudiziarie e mediatiche invece sono per un intervento del legislatore su altri argomenti, no? Mentre questo che abbiamo appena citato, diciamo così, non se lo fila nessuno, è veramente curioso. E quindi fra gli argomenti su cui c'è pressione è il cosiddetto fine vita, e ne parliamo appena possibile. Però prima volevo fare una suggestione e condividerla anche con gli ascoltatori.
Vediamo un paese vicino a noi, no? Il Belgio, nel quale le statistiche dello scorso anno, le più recenti, hanno documentato un dato preoccupante, no? Perché praticamente lì l'eutanasia è legalizzata già da molti anni e nel 2024 praticamente su 112 decessi che ci sono stati in tutto il Belgio, ben 4.000, quindi il 3,5% sono morti per eutanasia. Quindi praticamente siamo a livelli veramente drammatici. Una tale situazione, nel momento in cui si apre una falla, no? Nella legalizzazione dell'eutanasia, potrebbe anche replicarsi nel nostro paese, secondo lei? Allora, sì, anche la questione del fine vita è chiaramente molto complessa e noi dobbiamo per esigenze di tempo sintetizzarla il più possibile. Allora, nei paesi in cui già da anni, se non da decenni, come l'Olanda, il Belgio, negli Stati Uniti, l'Oregon, la California e altri, il fine vita, la morte assistita, diciamo, è già legalizzata, si stanno registrando non soltanto degli aumenti di accesso alle tecniche di morte assistita, ma soprattutto si stanno registrando delle derive che alcuni prudenzialmente avevano denunciato prima della legalizzazione e che adesso si stanno manifestando in tutta la loro tragica concretezza. Quali sono queste derive? Beh, noi abbiamo una certezza ormai ampiamente documentata, ci sono studi pubblicati sul British Medical Journal, sul The Lancet, sul New England Journal of Medicine, perfino dei reportage su un quotidiano, su quello che è stato per decenni, diciamo, la punta di diamante del pensiero progressista mondiale, il Washington Post. Il Washington Post anni fa aveva addirittura parlato di crisi morale dell'Europa, perché in Europa, soprattutto in riferimento all'Olanda e al Belgio, si è cominciata a praticare la morte assistita non soltanto su base volontaria, cioè sulla base di coloro che per ragioni di carattere generale, soprattutto legate a varie patologie croniche o terminali, richiedono l'accesso alle pratiche di morte assistita, ma la morte assistita è stata praticata e viene praticata sempre più spesso anche nei confronti di coloro che non hanno manifestato un consenso in questo senso. Per esempio, viene praticata sui pazienti psichiatrici, sui pazienti che non sono capaci di intendere e volere. Ecco perché il Washington Post ha denunciato questa deriva come crisi morale dell'Europa. Perché? Perché quando si rompe, si effettua la breccia sul divieto penalistico di disporre della vita altrui, si comincia a praticare la morte assistita per coloro che l'hanno richiesta e si finisce per praticarla anche per coloro che non l'hanno richiesta. E stiamo attenti, perché? Perché nella prospettiva dell'invecchiamento, nella prospettiva di un aumento dell'età in cui noi moriamo sempre più tardi per cause naturali, questa è una cosa che ci può riguardare tutti. Perché? Perché potenzialmente tutti potremmo essere afflitti da demenza senile o da altri tipi di patologie che potrebbero andare a limitare o addirittura a escludere la nostra capacità di intendere e volere durante il corso dell'invecchiamento che si fa sempre più lungo. E quindi questa è la domanda. Noi siamo disposti a creare un sistema sociale, un sistema giuridico, un sistema politico in cui un domani, quando saremo improduttivi, quando non risponderemo più alle funzionalità che il sistema sociale ed economico e produttivo pretende che noi abbiamo, noi saremo messi a morte perché verremo ritenuti sostanzialmente un peso per le nostre famiglie, un peso per la società, un peso per il sistema sanitario nazionale. Faccio un esempio per capirci, un esempio più concreto, che così possiamo capire tutti dal punto di vista numerico. Nel 2017, nella prima rivista, nella più importante rivista medica canadese, è stato pubblicato uno studio da medici e sociologi, alla luce del quale, se il sistema sanitario canadese avesse legalizzato la morte assistita sotto la specie dell'eutanasia e sotto la specie del suicidio medicalmente assistito, il sistema sanitario nazionale canadese avrebbe risparmiato più di 140 milioni di dollari all'anno.
Questo cosa significa? Significa che anziché sprecare risorse pubbliche per curare soggetti che non guariranno mai, per curare i pazienti terminali, per curare gli anziani, per curare le malattie croniche o che diventano ingravescenti, pensiamo a tutte le malattie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, eccetera, il sistema sanitario canadese avrebbe fatto meglio a mettere a morte tutti questi soggetti, risparmiando tanti soldini che sarebbero stati destinati ad altri ambiti e ad altri settori con maggiori successi e probabilità di guarigione. Ecco, la domanda è questa. La domanda quindi sorge spontanea. Non è questa una modalità con cui si assegna sostanzialmente un prezzo alla vita umana? Nel sistema sanitario canadese, secondo questo studio, la vita umana, soprattutto dei più fragili, gli anziani, i malati terminali, i malati cronici, aveva il valore di 140 milioni di dollari. Quindi sarebbe stato più opportuno legalizzare la morte assistita e sopprimere tutte queste vite piuttosto che prendersi cura di loro. Ecco, secondo me lo scenario è abbastanza preoccupante e agghiacciante, è uno scenario antiumano, quasi distopico, che viola tutti i principi dello Stato di diritto e del diritto occidentale, così come si è stratificato negli ultimi 2500 anni. Se il diritto esiste, così come se la medicina esiste, medicina e diritto esistono per tutelare la vita umana, soprattutto quella dei più fragili, non per prevaricare e addirittura per mettere a morte coloro che possono essere ritenuti un peso per la società, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi noi dobbiamo stare sempre... Un momento solo. Esatto, lo stavo per dire io, grazie Giuseppe Brienza. Ci fermiamo soltanto per un minuto in questa interessante chiacchierata. Il professor Aldo Rocco Vitale, bioeticista, con i nostri ascoltatori che a proposito ti fanno i complimenti e sono interessati all'argomento. Dicevo soltanto un minuto e poi ci ricolleghiamo con voi per altri 10 minuti di chiacchierata. Un attimo in linea. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare. In azienda ne risponde la Miriam. È un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate stamattina. Per le amiche, per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista no. Vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate GastroFree, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com sezione integratori e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare è lecito e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Si torna in diretta, Sammy Varin rilancia la linea Giuseppe Brienza. Giuseppe, 10 minuti ancora tutti per voi. Va bene, abbiamo parlato delle derive del fine vita negli altri paesi in cui sono decenni che è stata introdotta questa, così diciamo, morte assistita, ma poi in realtà, come ci ha detto il professor Aldo Rocco Vitale, di fatto in tutti questi paesi la volontà, no, di morire alla fine poi è stata bypassata, perché di fatto è stata anche fatta all'infuori di questa espressione di volontà. Ora, senza voler fare paragoni, però diciamo che è d'attualità anche da noi l'argomento, no, del fine vita. C'è un nuovo disegno di legge a cui appunto ha contribuito la pressione della Consulta, della Corte Costituzionale, a cui sta lavorando il governo Meloni, è atteso per il 17 luglio. E da quanto è stato anticipato, volevo chiedere al professor Vitale se ritiene che si riuscirà a trovare una soluzione normativa rispettosa sia del principio delle intangibilità della vita e sia di quello per cui c'è questa pressione, appunto, minoritaria, però forte nelle istituzioni, dei cosiddetti diritti individuali e, secondo la lettura della Consulta, anche dei principi della Costituzione italiana. Sì, allora dobbiamo dire che il disegno di legge che la maggioranza intende proporre nasce da una esigenza che, diversamente da quello che molti ritengono, non consiste nel fatto che la Corte Costituzionale abbia costretto, come si dice, il legislatore a intervenire, sia perché la Corte Costituzionale non l'ha mai fatto, sia perché non lo potrebbe fare in ragione del principio della separazione dei poteri e, semmai l'avesse fatto, come alcuni ritengono con la sentenza del caso Cappato, la 242 del 2019, sarebbe comunque più una esortazione che un vero e proprio ordine e comando. Perché? Perché il legislatore, in quanto tale, è sempre libero nella sua discrezionalità di decidere se legiferare o meno su determinate materie. Non ci possono essere degli organi superiori che ordinano al legislatore di disciplinare un argomento piuttosto che no, o piuttosto che in un modo invece che in un altro. Detto questo, nasce quindi dal fatto che alcune regioni, proprio consapevoli del fatto che il legislatore statale può decidere o meno di legiferare, alcune regioni sono andate avanti. Lo ha fatto per esempio la regione Toscana, lo sta facendo la regione Sardegna, lo sta facendo la regione Sicilia, lo stanno facendo tante regioni e stanno disciplinando il tema della morte assistita, che però non compete loro e non è una competenza che la Costituzione assegna alle regioni, è una competenza strettamente statale. Primo, perché riguarda una materia penalistica. Secondo, perché riguarda diritti fondamentali che non sono nella disponibilità dei legislatori regionali. E allora cosa si propone la maggioranza di governo, secondo quello che è stato annunciato? Si propone di calibrare alcune esigenze e quindi da un lato di organizzare una disciplina che sia univoca e nazionale, per evitare che ci siano 20 discipline diverse regionali su materie così delicate, e in secondo luogo di accogliere proprio quelli che sono state le formulazioni e le indicazioni della Corte Costituzionale nelle 3 sentenze principali che finora si sono occupate di questo tema, cioè quella del 2019, la 242 del cosiddetto famoso caso Cappato di J. Fabbo, la seconda che è quella, la numero 135 del 2024, del luglio del 2024, e l'ultima pubblicata un mesetto fa, la numero 66 del 2025. Quest'ultima, secondo me, è una sentenza molto interessante perché calibra e corregge un po' il tiro delle precedenti e viene sostanzialmente valorizzata quella che dovrebbe essere le terapie, quelle che dovrebbero essere le terapie palliative che dovrebbero essere già disciplinate dalla legge del 2010, ma che sostanzialmente sono state sempre trascurate dallo Stato. Con il nuovo disegno di legge la maggioranza attuale potrebbe valorizzare ulteriormente le terapie palliative che rappresentano allo stato dei fatti e della conoscenza scientifica, etica e giuridica la vera unica alternativa alla morte assistita, perché tramite un potenziamento degli hospice territoriali,
tramite un potenziamento e un finanziamento più cospicuo delle terapie palliative, noi possiamo garantire una maggiore assistenza, soprattutto ai malati terminali e a coloro che avrebbero come richiesta quella della morte assistita e che invece potrebbero trovare nelle terapie di sedazione, nelle terapie del dolore, nelle terapie di trattamento, di accompagnamento, ecco, della fase finale della loro vita, quando tutte le altre terapie non possono più sortire alcun effetto, potrebbero trovare sollievo e potrebbero trovare lì sì una vera forma umana e giuridica di accompagnamento nel fine vita. Perché? Perché le terapie palliative non causano la morte del soggetto, le terapie palliative alleviano la sofferenza del soggetto nella fase finale della sua vita, fino addirittura a sedarlo quasi completamente, anzi completamente, quindi non fargli più percepire il dolore finale e consentire alla patologia che affligge il paziente di arrivare alla fine naturale senza produrre quei drammatici e tragici momenti o anche giorni o settimane o mesi di sofferenza che il paziente potrebbe avere. In sostanza noi dobbiamo da un lato evitare l'accanimento terapeutico, questo senza dubbio, dall'altro lato evitare l'eutanasia. Dobbiamo cioè praticare una forma di ortotanasia, cioè di accompagnamento giusto secondo criteri etici e giuridici accettabili alle fasi finali della vita tramite le terapie palliative. Ecco, è importante dire che ci dovremmo occupare di questi temi sia per i criteri etici che ha detto il professor Vitale, ma anche perché il nostro paese è diventato nel 2023 il paese più anziano d'Europa. Di conseguenza, in genere, storicamente, queste spinte verso il suicidio assistito, verso l'eutanasia, o come la si voglia chiamare, sono state dettate per principi di carattere cinico e risparmio del sistema sanitario. Più aumenta l'età media dei paesi e più diventano un peso i nostri anziani. Consideriamo pure che il nostro paese rispetto all'Europa, non stiamo parlando dell'Africa, ma rispetto all'Europa anche l'età media più alta, l'età media in Italia è di 49 anni e pensiamo che in Europa, che appunto già è nell'inverno demografico, in Europa è di 4 anni inferiore, quindi neanche 45 anni. Questa situazione non sta contribuendo a favorire queste spinte radicali all'introduzione dell'eutanasia o pratiche similari nel nostro paese? Sì, io non so in che misura queste spinte verso la legalizzazione della morte assistita possano provenire effettivamente anche dall'invecchiamento della popolazione. Senza dubbio, però, possiamo dire che le due cose sono connesse, c'è comunque un collegamento, non c'è senza dubbio un rapporto di causa-effetto, ma c'è un collegamento generale, sia per quello che dicevo prima, per cui se c'è il rischio che si mettano a morte anche coloro che non hanno richiesto le procedure di morte assistita, a maggior ragione la prospettiva si può anche tradurre non solo per i disabili, per i malati, ma anche per gli anziani. Ma vedete, noi dobbiamo cercare di capire che tipo di società e che sistema politico, sociale e giuridico vogliamo costruire per i prossimi decenni. Se noi abbiamo una concezione funzionalistica per cui se produci e finché produci io ti tengo in vita, quando diventi improduttivo e inutile per me, per la società, per il sistema economico, io ti metto a morte, allora noi avremo determinate conseguenze. Se noi invece recuperiamo quello che stiamo perdendo, se non addirittura abbiamo già perso, cioè la consapevolezza sul valore intrinseco dell'essere umano, che l'essere umano produca o non produca, produca bene o produca male, produca tanto o produca poco, allora l'essere umano avrà, la vita umana, un suo valore imprescindibile e universale. Io direi che in questo senso bisogna fare un'autocritica sia nell'ambito della medicina, che troppo spesso è diventata orientata secondo criteri utilitaristici, per cui non si guarda più al sistema, se il sistema garantisce effettivamente il diritto alla vita o alla salute, ma ormai appunto i sistemi sanitari, sia i singoli ospedali, sia il sistema sanitario nel suo complesso, vengono visti soltanto nell'ottica aziendalistica, per cui devono ottimizzare, diciamo, le spese
e poi disinteressarsi di fatto agli esiti sulla tutela effettiva del diritto alla salute dei cittadini, che magari tra l'altro per decenni hanno pagato tasse per sostenere il sistema sanitario nazionale, quindi c'è anche un cortocircuito. Dall'altro lato anche un'autocritica da parte del sistema giuridico e giudiziario in genere e italiano in particolare. Perché? Perché il diritto, guardate, che non consiste nella legalizzazione dei nostri bisogni e dei nostri desideri. In una certa misura sì, per gli scambi commerciali, per gli scambi economici, per gli scambi diciamo della vita spicciola che tutti noi conduciamo nelle nostre esistenze, ma quando si guarda ai diritti fondamentali, quando si guarda alla persona umana, quando si guarda a quelli che sono i diritti naturali, che non a caso la nostra Costituzione dice di riconoscere, cioè di prendere atto che essi sono anteriori rispetto alla stessa Costituzione e superiori rispetto allo stesso ordinamento giuridico statale, ebbene lì cessa la nostra capacità, dovrebbe cessare la nostra capacità manipolatoria. Dobbiamo fermarci, purtroppo siamo arrivati in chiusura. Giuseppe. Sì, grazie Memmi. Penso che dovremmo parlare anche dell'aspetto positivo della bioetica in realtà, no? Che è quello della natalità. Siamo in un inverno demografico, però chiaramente l'attualità stringe, e ringrazio quindi il professor Aldo Rocco Vitale, che è uno dei bioeticisti che a mio avviso ha le idee più chiare ed è anche chiaro nell'esposizione, no Sammy? Credo che abbiamo fatto un servizio. E allora alla prossima. Assolutamente sì, alla prossima. Grazie Giuseppe Brienza, grazie professor Aldo Rocco Vitale, buon lavoro e alla prossima davvero. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori con il mio nuovo singolo Lavorare stanca. Penso che sia un messaggio che ci accomuni tutti, ma che ci dà anche il senso del sacrificio, il valore del lavoro, di guadagnarsi i propri soldini e poi spenderli come più ci piace. La fonte di ispirazione è Cesare Pavese, la sua opera omonima, la raccolta, proprio Lavorare stanca. Perché? Perché siamo conterranei, siamo cresciuti nello stesso humus sulle colline langarole e abbiamo proprio respirato la stessa terra. E lui parla del ritorno nelle Langhe. Io vivo a Roma e quando torno nella mia terra natia vivo proprio quella sensazione di vacanza. Quindi è tutto nuovo, come se lo vedessi per la prima volta. L'emozione di lavorare stanca la voglio trasmettere a tutti voi. Grazie per l'ascolto e un abbraccio. Igor Nogarotto. Sono stanco e stressato, prima in coda in tangenziale, poi in ufficio a soffocare, non ne posso più. Sono pallido come un uovo alla cocca. Voglio il sole, voglio il mare, voglio stare orizzontale fino a quando mi va. Perché lavorare stanca, io mi merito una vacanza, una vacanza. Ti prego, fammi volare via da questa stanza. Dai, monta su con me la moto calda. Dove ci porta la strada non ha importanza, insieme a te è già vacanza. Sono stufo e spesso sogno di dormire, far l'amore, fare tardi, non svegliarmi ogni giorno alle 6. Qui la gente è da di matto, gli sorrido, stringo i denti, conto i giorni, quanto manca, non ne posso più. Perché lavorare stanca, io mi merito una vacanza, una vacanza. Ti prego, fammi volare via da questa stanza. Dai, monta su con me, la radio canta.
vacanza perché con te. Una vacanza, ti prego, fammi volare via da questa stanza. Dai, monta su con me, la moto canta. Dove ci porta la strada non ha importanza, perché con te è già vacanza. È già vacanza. Queste citazioni, è vero. Bella questa canzone di Igor Nogarotto. Proprio ieri ha partecipato a un convegno a Roma interessantissimo contro lo stress lavorativo con un tocco culturale, in quanto, come diceva Igor, è un omaggio alla celebre opera di Cesare Pavese. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. E poi quando trasmetto queste canzoni, no, il nostro regista dice: oh, come sono stanco, come... tranquilli, tra poco arriva Caprini con la musica indipendente. In questo periodo storico ce l'ha in mano lui, e sempre con ospiti e argomentazioni interessantissime. Appuntamenti da non scordare targati Lega, un aperitivo condiviso presso il punto Lega di Milano in via Vespri Siciliani 12. Domani, sabato 28 giugno alle 11:30, senti qua, porta ciò che preferisci, una bibita, bollicine, patatine o salatini. Ci incontriamo per condividere idee, proposte, osservazioni sulla zona e con un occhio alle prossime elezioni amministrative. Siamo a Milano. Domani sabato, ore 11:30, l'aperitivo condiviso. Se passate dalla zona di via Vesperi Siciliani, ci vediamo lì. Attenzione, perché è un'occasione bellissima anche per incrociare i politici della Lega e per parlare delle prossime elezioni a Milano. Sappiamo che c'è una certa amaretta. Domani via Vespri Siciliani dalle 11:30 alle 12:30 l'aperitivo, ma anche in Piazzale L'Agosta, Garigliano, siamo sempre a Milano, dalle 9 alle 12 raccolta firme e tesseramento. Domenica sempre a Milano, Piazzale Udine Carnia dalle 10 alle 13, Viale Gorizia Sforza dalle 15:30 alle 18:30. Come incrociare gli amici della Lega. Chi abita in provincia di Varese non può non andare alla Padania Fest, al Rifugio Carabelli. Siamo a Ogionaco Santo Stefano, a 2 passi da Cassano Magnago, la Betlemme della Lega. Padania Fest già da questa sera, venerdì 27 giugno, poi sabato 28 e domenica 29. Cacchio, stasera c'è la paella. Stasera venerdì paella, salamelle e patatine. Paella si dice, ma paella, ma perché tu adesso vuoi fare l'internale? La paella, lo dico alla bergamasca, la paella. Sabato 28 stavo dicendo pesce, carne, musica. Domenica 29 torneo scacchi, pesce, carne, musica. Ragazzi, si mangia come non mai. Poi a Rifugio Carabelli di via Bonacazza fa anche freschetto, ma soprattutto gli ospiti: Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana, Massimiliano Romeo, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Stefano Candiani, Emanuele Monti, Andrea Cassani. Padania Fest, Rifugio Carabelli di Oggiona con Santo Stefano in provincia di Varese, questa sera venerdì, domani sabato e domenica 29 giugno. Gulp. Il cartello nuovo di Pontida è stupendo. La tua Pontida è ufficiale, 21 settembre, domenica a partire dalle 10. Ma guarda un attimo, quello nuovo e quello vecchio, che diceva domenica 20 maggio 1990, dalle ore 10, tutti al giuramento di Pontida. Sai che c'ero anch'io?
avevo pure i capelli, guarda, roba incredibile, e dovevo avere anche qualche altra fidanzata, non mi ricordo quale, ma vabbè, io le ho portate, era una prova d'amore, erano 2 le prove d'amore che facevo con le fidanzate. La prima la portavo al ristorante Hare Krishna di Milano, dove ti danno di quelle robe da mangiare molto strane. La seconda chiaramente doveva seguirmi negli eventi targati Lega, e ne sono passati un po', poi alla fine ho scelto quella giusta, selezionata accuratamente di Cassano Magnago, dove è nato Umberto Bossi. Se vi trovate, sto deviando argomento, ma vai, dimmelo se sto deviando, se vi trovate in provincia di Lecco e volete un po' di freschetto in questo weekend, c'è la prima festa Lega Valsassina, sabato 28, signori, dalle ore 19 si mangia alla grande a Barzio, sopra Lecco, località Fornace, ospite Mauro Piazza, sottosegretario all'autonomia. Ma attention my friend, c'è anche Attilio Fontana in serata. Arriva pure Massimiliano Romeo. E ancora, signori, ragazzi, ma quanta bella gente! Riccardo Molinari, Nicola Molteni, tutti quanti domani sabato a partire dalle 19 alla prima festa della Lega Valsassina a Barzio in provincia di Lecco. Tutto qui? Assolutamente no, fatevi un giro sul sito legaonline.it per tutti gli eventi targati Lega. Domani sabato alle 14:30 Villa Isabella, Stazzo di Acireale, siamo in provincia di Catania, Sicilia, tutti gli europarlamentari della Lega. E ancora, questo assolutamente non dovete mancare, 4 luglio, la prossima settimana, ore 21, via Valsolda 21 a Milano, arrivano Silvia Sardone e Anna Cisinte per parlare di estremismo islamico. Chiaro che queste sono notizie che vi do io, che non troverete da nessun'altra parte, spargete la voce, per favore. Da Sammy Varin è veramente tutto, tra pochissimo Francesco Caprini, Rock Targato Italia, la sua grandissima scelta musicale veramente importante, la trasmissione si chiama Musica Indipendente. Grazie a Simone, io torno lunedì alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.